Ci sono regali che si scartano e altri che si vivono, emozioni, sorrisi e abbracci che diventano tessere per il mosaico della felicità. Ne sanno qualcosa gli ospiti della casa di riposo e accoglienza San Pio X Fate Bene Fratelli di Romano De Zellino, che in questi giorni di avvicinamento al Natale hanno ricevuto la visita dei pulcini delle Lanerossi Vicenza, per un incontro che racconta una vera e propria lezione di vita. I bambini per crescere e gli anziani per tornare un po' bambini. Esattamente, anche perché i bambini e anziani a volte hanno dei bisogni simili e unici, sono delle persone che quando si è insieme bisogna portare pazienza, ascoltarli e dunque sono gli stessi bisogni. Claudio, un'iniziativa dove si sposano perfettamente due valori importanti, lo sport e il sociale. Certo, ma guarda, noi come Vicenza Calcio vogliamo veramente trasmettere valori importanti a questi ragazzini che soprattutto con i problemi attuali della società hanno bisogno che lo sport, in questa speciale attività che facciamo, come mezzo di crescita, perché ne hanno veramente bisogno. Io penso che se fosse solo per uno di loro che ha bisogno di essere aiutato ne vale sempre la pena. Un'immagine bellissima, cara, guarda che bambini, tutti, guarda che in fila che stanno, che composti, in modo sono carini, dai. Fa molto piacere, fa piacere molto. Signora Angelina, lei ha un sorriso meraviglioso, visto che bella immagine con tutti questi bambini pieni di entusiasmo. Volentieri li guardo proprio perché sono belli e poi se giocano al calcio perché io sono una sportiva. È bello, proprio veramente bello.